pioggia, tanta, in pochissimi minuti, e così Spinea finisce in gran parte sott'acqua. Non si salva il centro, con le strade principali che diventano fiumi, né tantomeno gli scantinati e i garage di molte abitazioni. Emblematico il caso del condominio Ater di via Desenzano, nel quale vivono 50 famiglie. Il problema degli scarichi della strada, che i tombini non scaricavano, l'acqua ha superato il livello del marciapiede, entrava da tutte le 4 porte della lunghezza del condominio e dallo scivolo che va nei garage. Era una vera e propria cascata. Quando è iniziata l'acqua a salire rapidamente a raggiungere i contatori, si è visto uscire del fumo. Sono esplosi i contatori, sono proprio esplosi, quindi adesso fino a che non riusciranno a liberare, qui si parla di 1 gradino all'ora, quindi qua ci vorranno ancora 5, 6, 7 ore. Poi arriveranno le squadre di elettricisti, però la cosa è lunga. Non avrei mai pensato che potesse succedere qualcosa di simile. Io abito qua da questa parte, solo che la mia macchina è parcheggiata giù in garage dalla parte dove abita mia nonna e chiaramente penso che sarà irrecuperabile. Ho notato che non c'è la corrente in casa. Sono sceso giù al piano terra con l'ascensore per controllare l'interruttore. Mi sono trovato scendendo, quando si è fermato l'ascensore mi è entrata acqua dentro e l'ho preso paura. Per la furia dell'acqua sono letteralmente esplosi i contatori dell'energia elettrica, cantine e garage sono finiti sotto 2 metri d'acqua. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore, ma ormai decine di auto avevano subito danni irreparabili. Stessa cosa al villaggio dei Fiori, in via Solferino, in via Capitanio, chiusa dai carabinieri. Stamattina alle 7, 7 e mezza, 8 ha iniziato a crescere, come che sta crescendo ancora a tuttora. Sta crescendo ancora? Sì. In via Desenzano, ma non solo, non sono mancate critiche dei residenti per una manutenzione dei tombini giudicata insufficiente. Le condizioni dei tombini, della strada? Li abbiamo puliti io e lui dalla parte di là. Li abbiamo puliti 5 e da quando li abbiamo puliti è scesa l'acqua subito praticamente. Un po' più di manutenzione avrebbe aiutato. Fosse stata la manutenzione probabilmente forse qualcosa succedeva, ma non a questi livelli. Effettivamente l'acqua è stata tanta, però c'è da sottolineare che forse un po' di incuria c'è, perché i pozzetti qua non ricevevano per niente dell'acqua piovana, quindi infatti è un problema soltanto su questa via, quindi sicuramente c'era da fare più manutenzione, secondo me. È un'emergenza, la bomba d'acqua come si suol dire ultimamente, ma c'è tanta mancanza di prevenzione e manutenzione.